Agguato a Napoli davanti a una scuola materna, ucciso un uomo vicino ad un clan della camorra, ferito il figlio trentenne, illeso il bambino di 3 anni, nipote della vittima. Oggi al Consiglio dei Ministri DEF, norme sui rimborsi ai truffati. Conte, siamo nel pieno della fase 2 del governo, Tria, la maggioranza sia responsabile, pensi alla crescita. Salvini, troveremo una sintesi nel governo per la flat tax, ragioniamo su una soglia di reddito a 50.000 euro, i 5 Stelle aiuti alle famiglie, le opposizioni e dal governo, autentiche bugie. Sempre alta la tensione in Libia, altri raid di Haftar, Conte telefona al Serraj, rischi per la popolazione civile, allarme dell'ONU, migliaia gli sfollati a Tripoli per gli scontri. Arresti in tutta Italia per l'operazione diretta della Procura di Catanzaro contro i clan dell''ndrangheta, tra le accuse traffico di stupefacenti, rapine, detenzione di armi ed esplosivi. Sgominata una banda che affittava alloggi fantasma online a chi cercava case per le vacanze, pubblicavano foto e richieste su importanti siti, centinaia le persone truffate. E in arrivo Cafarnao, caos e miracoli della libanese Nadine Labaki, un film ambientato a Beirut sui diritti negati dell'infanzia, tutto raccontato attraverso la drammatica storia di un bambino. Buongiorno dal TG2, allora in primo piano lo avete sentito, l'agguato davanti ad una scuola materna avvenuto stamattina a Napoli.